Ti è mai capitato una partita così? No. Ti è già capitato? No, un risultato così negativo no. Purtroppo è successo e sono passati diversi giorni, fa fatica ancora ad andare giù e niente, sono poche parole da dire. Sappiamo quello che abbiamo fatto, bisogna solo parlare con i fatti in campo e basta. Adesso le parole sinceramente uno fa anche fatica a trovarle, deve solo reagire e basta. Immagino che anche quello che provavate in campo sia stato strano, diciamo, nel senso, cosa si prova? C'è quasi una sensazione di... Sei inerme perché vorresti fare, ma sono quelle partite dove c'è il famoso blackout, non ti riesci a dare una motivazione. E poi bisogna essere bravi a ritrovare subito lo spirito giusto e soprattutto la mentalità di ripartire già dal lunedì. Sì. E poi logicamente c'è grandissima voglia di riscatto da sabato e poi a proseguire con le partite successive, col Sassuolo, con il Torino. All'intervallo venerdì, non so cosa siete detti, perché alla fine, cioè, la partita era andata male, però eravate sotto solo 1-0, quindi magari siete detti, non lo so, siamo stati anche fortunati, adesso proviamo a reagire, cioè, qual era lo stato d'animo dopo? Lo stato d'animo sicuramente era quello di voler recuperare il passivo dell'1-0, quello sicuro, però non è avvenuto ciò e ripeto, potrei dirvi mille cose, mille motivazioni, ma non ha senso, bisogna solo stare zitti e lavorare, anche perché le parole adesso fanno veramente fatica a venire fuori. Ne sono state dette tante, anche giustamente, quindi da parte nostra l'unica risposta adesso è sabato. Ascolta, può essere, visto che è veramente stata una serata, cioè, incredibile, perché razionalmente una squadra che nei playoff, che gioca praticamente con a pari grado, gioca in quella maniera, più che altro potevano essere anche più gol, insomma, eccetera. Secondo te quello che è accaduto di Morosini, visto che una delegazione, insomma, eravate andati parecchi anche il giorno prima ai funerali, eccetera, magari inconsciamente o psicologicamente, comunque via, mi può aver condizionato, cercando una spiegazione extra, diciamo, no? Magari visto che è stata tutta una settimana particolare, che ha colpito tutti. Io onestamente Mario vorrei lasciarlo fuori da queste cose perché non mi sembra una cosa opportuna da fare. Io ti posso parlare personalmente, ero legatissimo a lui, ma questi sono altri discorsi che sinceramente non vorrei neanche affrontarli, non voglio usare tra virgolette come scusante il fatto di quello che è successo per giustificare la nostra prestazione. Dov'è che vi ha messo più in difficoltà? Cioè più che il passivo, magari il 6-0 in sé che già pesa, quello che ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca, diciamo comunque stupiti, è che loro nei primi 20-25 minuti potevano già farne 3 o 4 pensando alle parate di Perin. Sembrava come che non riusciste a capire il loro modo di gioco. Dov'è che vi mettevano in quale settore? Ma quando provieni da una
sconfitta del genere con un risultato, non è che vai a dire se siamo stati sconfitti dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della mentalità, è stata proprio una sconfitta generale. Quindi adesso io ti potrei dire, io potevo fare di più, i centrocampisti potevano far meglio, le attaccanti dovevano far gol. È stata una sconfitta del complessivo, dal primo all'ultimo. E come ho detto prima è stato un blackout totale. Sì, ti potrei dire se avessimo fatto meglio in fase difensiva, quello sì, quello sempre purtroppo. Però nulla, bisogna solo rialzarsi e basta. È stata una serata bruttissima che non deve assolutamente ricapitare e nulla. Parlarne brucia ancora, quindi nulla. So che mi chiedete motivazioni, spiegazioni, però è dura adesso trovarle. Le cose che posso dire è che non vediamo l'ora che arrivi sabato per rimediare a quello che è successo venerdì, anche se è dura da dimenticare, quello è vero. A volte la miglior cosa è difficile, però è quella di cancellare la giornata di venerdì sera e rialzarsi subito.